Il crescendo di emozione, la volata e l'esultanza, il corridore fiammingo Tim Merlier, il conquistatore della 18ª tappa del Giro d'Italia, è arrivata ieri in Prato della Valle a Padova. Un corridore che arriva dal Belgio e difende i colori della Soudal Quick Step. Gli applausi sono per Tim Merlier. Ed eccolo qua, il volto sorridente del vincitore della 18ª frazione. Premiato dal sindaco Sergio Giordani, per Merlier è la seconda vittoria di questo Giro, dominato dalle prodezze dello sloveno Tadej Pogacar, definito dopo Eddy Merckx il nuovo cannibale. A lui va la maglia rosa. Tadej Pogacar! Del primato in classifica generale, il rosa della leggenda. Tadej Pogacar! Si colora di rosa il cielo di Padova. Secondo per un nulla il friulano Jonathan Milan, dato per favorito. Delusione per il podio mancato anche per il padovano Alberto Dainese, che è arrivato quarto e che gli oltre 100.000 che hanno seguito il Giro da bordo strada volevano vedere alzare le braccia al cielo. Quel che resta di questa giornata storica è l'immagine di una città che è stata protagonista. Sono ancora emozionato per tutta questa gente, il Prato alla Valle, il tempo che ha tenuto, l'organizzazione perfetta, grazie a tutto il personale dell'amministrazione comunale, a tutti i volontari. Io devo ringraziare la città perché ha reagito in maniera spettacolare.